Parco Museo Virgilio, un luogo che cresce, è nato nel 2024, da aprile dell'anno scorso abbiamo superato circa le 6.000 presenze qui nel nostro museo. È un luogo che si racconta e si racconta anche attraverso documentazioni fotografiche, quindi non solo il museo multimediale, che ormai le persone che conoscono questo luogo hanno percepito essere lo strumento di dialogo fra l'architettura, quindi l'arte architettonica militare, la natura, il parco e la storia, quindi la grande storia del poeta latino Virgilio, ma anche con un repertorio fotografico che arriva da diversi luoghi dove si conservano naturalmente testimonianze, sono archivi sostanzialmente da tutto il mondo che ci raccontano attraverso queste immagini la storia del forte. È una storia drammatica perché il forte, come lo abbiamo noi oggi ereditato, è figlio di una serie di vicende che sono sia legate agli eventi bellici che hanno toccato ovviamente il nostro territorio, ma anche ad un evento in particolar modo, cioè lo scoppio della polveriera del 1917, un evento che ha toccato la città di Mantova e che è qui molto ben documentato. Una polveriera alla fin fine è un magazzino, cioè è un deposito di proiettili. Deposito che, per essere sicuro, tutti i proiettili erano carichi, avevano la sua spoletta, ma nessuno aveva l'innesco, perché quello viene montato qualche minuto prima, qualche secondo prima, è una piccola vitina che viene messa in testa normalmente, prima di infilare il proiettile nel cannone. C'è l'addetto proprio a inserire questa. Perciò i proiettili che sono esplosi a causa del calore dell'incendio, ma non per impatto. Sono foto tratte da 5 archivi in Italia, in Europa, ma anche negli Stati Uniti, e un archivio fotografico appunto di proprietà del comune di Borgo Virgilio che ha proprio documentato anche le fasi più recenti di ristrutturazione del parco. La peculiarità di questa mostra, il motivo per cui abbiamo deciso di allestirla, è perché in realtà in una ricerca abbastanza approfondita sono emerse appunto circa 50 foto inedite, rimaste in realtà inedite per più di 100 anni, che attraverso alcune parole chiave siamo riusciti a rintracciare nell'archivio digitale europeo dei beni culturali, e quindi da qui insomma la volontà di voler esporre questa mostra, che si unisce appunto all'offerta del parco, ma soprattutto è in linea un po' con l'aspetto storico della costruzione e dell'evoluzione del forte, in quanto appunto in una sezione parliamo dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, e proprio in questa casamatta è avvenuto il bombardamento nel 1945 da parte degli alleati, quindi insomma una sezione anche evocativa per quello che riguarda appunto l'esposizione della mostra. Ma perché è importante questa foto? La data, 24 febbraio del 45, alle ore 12:23, e se si guarda questo particolare si vede il tetto della casamatta del Bastione 1, il tetto della casamatta del Bastione 2 che ce l'ha, e vedete questo rettangolo? Sarebbe tutto questo complesso. Perciò vuol dire che il 24 febbraio del 45 tutta questa casamatta era ancora integra. Questa poterna perché è particolarmente evocativo l'ambiente. Ringrazio soprattutto coloro che hanno collaborato per iniziare questo ulteriore passo, quindi tutti gli uffici comunali, l'architetto Bardi, la dottoressa Gazzoli, ma soprattutto la Fondazione Virgilio con Italo e con Stefano Mangoni, che sono i veri motori di tutte le iniziative che si portano avanti. Per noi è un mattoncino in più, a proposito del titolo di questa esposizione, nella valorizzazione di questo luogo bellissimo che, nelle aspettative dell'amministrazione comunale, dovrà essere sempre più fruito, sempre più a disposizione tanto dei turisti quanto dei nostri concittadini. Quindi un passo in avanti al quale seguiranno altri passi altrettanto importanti nei prossimi mesi.